Buongiorno a tutti, felici di ritrovarvi per Campacui, settimana no e muscelto rudione di Duisei e ubese di Marignana. Primo scontro cu Umer e Diagomuna per parlare dunque di ubese, pesto primo giorno, si chiama Matteo Cecaldi. RCFM e Campacui. Marignana è un paese che ha 700 metri d'altitudine, che fa già poco su 5.000 ettari. C'è assai buloni in giro al paese, poco su 500 ettari, che sono in giro al paese, che sono stati esposti da puloni, certi da poi essere sicuramente più di 300 anni, 400 anni, e che ha campato assai in Utersia, di poi esempio, da Erastagni e anche di cose che sono in giro al paese, in un circolo. L'abitante a poco preso 70-90 marignane, ma c'è di nuovo a poco preso 4-5 persone a Nanta Chilazzo e gli stessi a Nanta Revina, che è l'ultimo paese che ha Nanta Agumone, che è vicino a Cardiese. Come attività ci sono sicuramente da andare per visitare in giro il paese, c'è assai i giassi che pigliano il pasto a Montagniera, ma ci sono di nuovo due caffè, un ristorante, c'è una socia che fa già assai cose a un livello culturale, con film, con pezzi di teatro, canti e tante altre cose. L'agricoltura abbiamo assai gente che fa a farina castagnina, a pisticina, che fa a charcuteria e abbiamo una reputazione di avere comunque una varina prodotti veramente di qualità che devono a nanta charcuteria o che devono a nanta a varina o anche confitture di castagno o d'altro. Altre economie ce n'è poco, abbiamo sicuramente la posta, dunque è una persona che lavora, ma che non sta mica in paese, abbiamo due persone che lavorano per la mairie, che campano in paese, abbiamo dopo altre persone che lavorano per la soci, che stanno sopra luoghi, altri che lavorano per la soci, ma che non stanno mica sopra luoghi. Un caffè che fa il caffè al ristorante, e anche un gite, perché siamo a un mare monti, dunque la gente può partire da Calenzane, passare per Marignana e giungere in Cardiese. Abbiamo un maestrale con una persona più che importante nella storia di Agorza, un poeta veramente che ce la conosce, e abbiamo Coppolani che conquista a Mauritania di maniera pacifica, così è detto. Il progetto per il comune avevamo assai, è stato appena complicato con il Covid da avanzare come si voleva, in più abbiamo perso il nostro primo aggiunto, dunque è complicato di nuovo le cose, ma abbiamo la volontà di rifare ieri, di rifare a Casa Comune, di rifare a Piazza Industria fa già a vista di Ubaese, di riaune i borghi di diasso di patrimonio in giro a Ubaese e di nuovo da cominciare in Ubaese trovare di piazze parking. E domani per il nostro secondo giorno in Marignana di un anziano muraore che sarà con noi, si chiama Giuseppe Lecca, a domani dunque per la Zevida de Campacui in paese di Marignana. RCFM e Campacui.